comunque io dovevo nascere veramente in America, invece sono nato da questa famiglia di contadini, gente loffia, gente che la mattina presto si alzavano, andavano a lavorare e mi lasciavano buttato in questa culla, un bambino bellino come ero io. Qua sei bello tu allora. Un bambino bellissimo, gli occhi color miele, e allora occhi castagna, avrei. E lì buttato nella culla, piccolino piccolino piangevo e i parenti che mi guardavano venivano lì davanti alla culla e si mettevano sopra così, vedevo queste facce enormi con questi occhi brutti che mi guardavano e mi parlavano così. Più piccolo eri più stringevano la bocca parlando. Oh, il primo giorno parlavano così. Ma metti una aspettannina. Invece poi piano piano allargavano e parlavano. Età? Che età potevo avere? E continuava a chiedere. Età? Ma vai lì, vattene, età? 10 giorni, 3 giorni, ma che cosa età? Ce n'era uno che diceva. E dove è andato papà? Dov'è papà? Ci vuole sa furca sarà papà, cosa ne so io dov'è papà? E cosa ti porta papà? E allora che merda! Se ne andavano a lavorare cosa mi portavano? Niente mi portavano. Una con un mazzo di chiavi si metteva lì davanti così. Questo deve essere scemo. Era scema veramente, l'ho incontrato da grande, con queste chiavi, sembra un tacchino, camminando da sola. Oh. È quello che mi faceva la doccia tutte le mattine, veniva lì, un odore di brodo masticato, odore di formaggio con i vermi morti chissà da quanti giorni, e mi li spruzzava addosso, mi metteva la bocca qui. Non era possibile, erano intercapedine di merda, cioè, cercate di capire, d'inverno ancora, caldo, di merda però caldo, ma d'estate questa cosa inacidiva ti faceva questi arrossamenti nella schiena, nella pancia, dappertutto, e allora non c'erano le cure di oggi c'è la pasta fissa, allora c'era acqua fissa. Una passata di acqua ti lasciavano tutto il giorno col culetto fuori, aspettando che gli arrossamenti passassero. Sì, veramente, una cosa, gli argomenti. E oggi la cacca l'ha fatta bella. Bella merda, dicevo, cosa bella può essere? Aspettando che gli arrossamenti passassero, ti vedevano nudo e cominciavano a fare domande. E cos'è quella cosa che c'hai lì, Con questa faccia allegra, cos'è quella cosa che c'hai? Cos'è? Non lo vedi? Cos'è? Anguilla o che cos'è? Quello che è! Non finiva lì, un altro quiz. E quando sei grande a chi la dai? Oh. A zia Mariuccia o a zia Pinuccia? E pitico su fame io. Se la dai a zia Mariuccia te la taglio. Con le forbici in mano. E non è che ne hai una di ricambio. Non era possibile. Poi mi ricordo il periodo che sono sceso dalla culla e che cominciavo a camminare, a toccare le cose, sembrava un prestigiatore. Sì, toccavi una forchetta, una voce diceva non toccare cacca! E neanche toccato, già diventato cacca. Toccavi la stufa, cacca! Il telefono, cacca! No, tutto è merda, no. No, non lo so io. Non è possibile. C'era mia sorella gemella che correva da una parte all'altra, io non potevo correre, ero rachitico. Ero nato male. E lei correva da una parte all'altra, io volevo toccarla per farla diventare di cacca, non sono mai riuscito. Non è possibile. Poi ricordo questi amici di famiglia che venivano a casa. Buongiorno signor, piacere di conoscerla, bel bambino, quanti anni hai, cosa fai, dove vai? Ma va a cagare, ma cosa fai? Se ti vedevano mangiando qualche cosa si avvicinavano e ti dicevano te lo mangio. Oh, gente grande, non è mica gente grande, caffoni, non è possibile. Oppure ti rincorrevano, facevano
Dove l'hanno imparata questa cosa qui? Non lo so. Poi quando ti prendevano facevano l'opalala, che è la cosa più brutta perché ti tirano in alto. Noi abbiamo i soffitti bassi in Sardegna. E opalala, s'abbofila. E opalala, c'ho la marca del lampadario qua io. Non ci credete? Ho scoperto che i sardi non sono bassi, sono ricraccati da questi opalala. Evitate di fare gli opalala, gente, perché l'ultimo opalala che mi hanno fatto a me, stavano mangiando carne di maialetto o di pecora, non lo so, le mani unte, tutte piene di grasso, bambino, opalala, slitao. Mi hanno trovato dopo 3 giorni in un terrazzo.